Amici bellini, è notte, quindi facciamo questo video a bassa voce. Here's the deal. Praticamente lo registro di notte ieri e quindi non avrò grandi novità, le novità dell'ultima ora. Ecco, se magari adesso che vi vedete il video sono uscite delle cose tipo un infortunio last minute, che può capitare, oppure qualche indiscrezione, io magari ce lo metto in post produzione, in editing. Altrimenti cominciamo. Possiamo parlare della partita, che è molto interessante a livello tattico. Cominciamo. Vi voglio portare sul campetto, in questa zona qua, per vedere un pochino gli accoppiamenti, ma prima anche dare il benvenuto a Justin, perché non mi escono qua, ma io so che ci siete. E molti di voi nuovi che si sono iscritti, benvenuti ragazzi, mi fa molto piacere condividere la passione che abbiamo per il Napoli, ne parliamo tutti i giorni, insomma ci divertiamo, facciamo il possibile per divertirci, i vostri like mi danno la forza di andare avanti. Tranquilli, siamo tutti tranquilli. Allora, come contenuto bonus, visto che ieri ha giocato il Milan, si sapeva, insomma, i pronostici non c'era da fare, però ve li posso fare adesso che è iniziata la giornata fantacalcistica. Vi posso dire tutti i bonus che faranno contro di me, quindi state tuned fino alla fine se volete sapere già in anticipo chi segnerà, perché ve lo posso dire con certezza. Partirei dalle indiscrezioni di formazione. Partiamo da Fantacalcio, che porta la Lazio con Provedel, Marusic, Hila, uno dei miei preferiti, fortissimo, Romagnoli, Pellegrini, non Tavares al centro anche di trattative di mercato. A Sarri non piace e ha ragione, anche perché ha fatto un inizio di campionato, o meglio è un po' sulla scia anche del finale del campionato scorso. Tavares aveva cominciato benissimo con Barone e poi si è un po' perso. Comunque dovrebbe giocare Luca Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Basic, che è stato riesumato ed è uno dei giocatori, ha detto anche, io ascolto molto Falconero e dice che insomma sta giocando molto bene. E in attacco diventa evidente che ci sarà Cancellieri, Noslin punta centrale e Zaccagni. Portano in dubbio Cancellieri, e se non è Cancellieri è Isaksen, che noi conosciamo purtroppo molto bene. In recupero Rovella, Vesino qualche partita la sta facendo, insomma un po' di emergenza a centrocampo lo hanno avuta. E c'è sempre Pedro che potrebbe entrare dalla panchina. Per quanto riguarda il Napoli, sono pochissimi i dubbi, sono sempre quei tre, e adesso li risolviamo anche. Fantacalcio.it ci porta buongiorno in leggero vantaggio su Juan Jesus, il solito nuovo centrocampo con Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola in leggero vantaggio su Gutierrez, Neres, Højlund, Elmas in discreto vantaggio su Lang. E a questo punto, se ci sono delle voci anche di calciomercato su Noah, me lo spiego ancora di più, ma è anche una questione tattica, adesso lo vediamo. In panchina potrebbero essere stati recuperati Olivera e Beukema, e gli altri li conosciamo. Attenzione alla diffida, Juan Jesus è diffidato, teniamolo presente. Per completezza prendiamo anche Fantalab, che ci porta la stessa identica formazione per quanto riguarda la Lazio. Per il Napoli loro portano Juan Jesus in vantaggio e tutti gli altri confermati. Qui possiamo vedere anche un po' di statistiche, insomma la Lazio in casa meglio che in trasferta, 1,6 gol fatti in casa a partita, però contro le grandi 0,2. Ci possiamo considerare una grande, senza che nessuno si offende, no? Tranquilli, siamo una grande nell'ultimo periodo, siamo una grande, anche senza strutture, Spalletti, perché poi molti non l'hanno capita, secondo me, quella frase di Spalletti, che secondo me era molto sarcastica. Invece no, ha detto cacato addosso al Napoli. Non penso che fosse quello l'obiettivo. Comunque ognuno legge le parole come le vuole. Il Napoli, come sappiamo, in trasferta non bene come in casa. Infatti i gol fatti sono 1,1 e subiti 0,8. Fatemi vedere chi ho trovato. Sto così. Digressione, c'è Lick. A Lazio, come abbiamo detto dall'inizio del campionato, è una squadra molto altalenante, un po' discontinua. L'ultima partita con l'Udinese però il pareggio è arrivato nel finale con tutte quelle polemiche.
altrimenti sarebbe un'alternanza quasi perfetta, una la pareggi, una la vinci, una la perdi, una la vinci, una la perdi, una la vinci. C'è anche l'alternanza campionato e Coppa Italia dove battono il Milan e si vendicano, una pareggia, una la vinci, una pareggia e l'altra l'avrebbero vinta, quindi potrebbe uscire, se seguiamo l'andazzo della Lazio, l'andazio, potrebbe uscire un pareggio. Lo stato di forma del Napoli invece lo sappiamo, c'è stato quel momento dove sono venute un pochino meno le gambe, a forza anche mentale, contro il Benfica e contro l'Udinese. Prima molto bene quella striscia che ci ha riportato in auge, poi abbiamo fatto la Supercoppa, poi la Cremonese. Insomma, se seguiamo questo andazzo dobbiamo fare ancora un paio di vittorie prima di inciampare di nuovo, quindi X2 nella speranza generale. Sta pure confronta i trofei. Bello. Loro stanno inguacchiati di Supercoppe, che Simone Inzaghi ne hanno vinte 5 di Supercoppe italiane. Inzaghi era specialista di quella competizione. Comunque direi di spostarci sul campo per capire un po' come ci si può accoppiare, sempre in maniera casta. Groc, calmati le acque. I dubbi. Allora, se Lang insomma ha perso un po' il posto rispetto a Elmas che ti garantisce tutto quel lavoro, ne abbiamo parlato spesso, inutile ripeterci. Se ci sono queste voci di mercato, a maggior ragione posso aspettarmi che Elmas parta in vantaggio, ma anche per una questione tattica che ora vediamo. Tra Juan Jesus e Buongiorno, visto che la prossima partita è col Verona in casa e poi viene l'Inter, io direi, poi non lo so, lo stato di forma, magari Buongiorno è affaticato, Juan Jesus è infortunato, questo lo scopriremo, però mi giocherei Juan Jesus titolare, di modo che se prende un cartellino salta il Verona e non salta l'Inter. Non per farlo giocare titolare, ma per avere l'opportunità. Sappiamo che stiamo per vendere probabilmente Marianucci, stiamo recuperando Beuke, ma per averli entrambi a disposizione io mi giocherei Juan Jesus contro la Lazio per il pericolo del cartellino. A sinistra, tra Gutierrez e Spinazzola, lo sapete, preferisco sempre Spinazzola. Gutierrez non mi dispiace, ma a quanto pare anche Conte preferisce Spinazzola se sta bene. Sappiamo che è uscito nel primo tempo, a fine primo tempo, per un affaticamento. Credo che sia tutto rientrato. Sono solo ipotesi, non sappiamo niente. Ora però guardate come è complicata la situazione degli accoppiamenti. Se Højlund va qua, Neres, che gli dovrebbe girare intorno, può stare qua. Quindi Hila e Romagnoli, avrebbe senso che Politano salga su Luca Pellegrini, però già c'è uno scompenso, perché a questo punto Lobotka, che di solito va a prendersi il Cataldi della situazione, chi se lo va a pigliare questo qua, che dovrebbe essere Basic? Se sale Di Lorenzo diventa tutto problematico qui, vuol dire che Rachmani deve andare su Zaccagni, vuol dire che Juan Jesus deve scalare su Noslin e Spinazzola resta bloccato su Cancelliere, così da lasciare Elmas sul terzino destro loro Marusic e McTominay a fare fisicità con Guendouzi. Non mi fa impazzire questa situazione qua, perché si crea un pochino di scompenso qui nella zona di Zaccagni. Sarebbe preferibile, e abbassando Di Lorenzo su Zaccagni, dove però potrebbe soffrirlo, questo teniamolo presente. Se Beukema stesse bene potremmo anche ripensare a un Di Lorenzo tutta fascia con Politano in panchina, ma teniamo presente questa situazione qua. Si potrebbe chiedere a Elmas di fare un lavoro sulla mezzala con un McTominay che potrebbe dare una mano dall'altra parte, perché anche Basic ha una certa fisicità e quindi si potrebbe quasi chiedere a Elmas di fare la mezzala e quindi giocare in un 3-5-2 vero e proprio, puro, di modo tale che i nostri quinti prendono i terzini entrambi, le due punte si prendono i due centrali e a centrocampo c'è di nuovo parità numerica. La cosa sfiziosa è che Sarri non gioca uomo su uomo, Sarri gioca ancora un calcio posizionale e quindi se hai tu la palla li puoi mandare in crisi se commetti quei sovraccarichi che sappiamo, no? Se un Neres si va a spostare da questa parte, Romagnoli sempre qua deve rimanere, non può andarlo a seguire e quindi sarà secondo me interessante. Può essere che vedremo ancora una volta qualcosa di nuovo da parte di Conte, non credo vedremo qualcosa di nuovo da parte di Sarri, anche perché gli facciamo gli auguri, insomma dovrebbe essere in panchina, però non è stato tanto bene in questo periodo, ha avuto un'operazione e quindi non credo che abbia potuto preparare qualcosa di incredibile. Ci possiamo spostare, vi faccio vedere chi segnerà al 100%, così non avrete sorprese in questa giornata dove non succederanno cose incredibili come Udinese. Non credo. Nell'upset non ci credo. Genoa-Pisa potrebbe essere una partita interessante, come
Sassuolo-Parma, queste sono quelle un po' più difficili da pronosticare. Juventus-Lecce non ho alcun dubbio, e Atalanta-Roma si ricrea quella cosa, Gasperini che torna a Bergamo, un po' come De Rossi era tornato a Roma, e vediamo se possono creare qualcosina, qualche preoccupazione, ma insomma, chi l'avrebbe mai detto che tra Fiorentina e Cremonese la Fiorentina è disperata e la Cremonese invece sta facendo un campionato tranquillissimo. Verona Torino, ma sapete che si è parlato anche di Ngonghe? Dice che il Torino ce lo vuole rimandare indietro, non volesse che vendiamo all'Angelo, lo sostituiamo con Gong, anche perché se poi togli la bromance a Neres, un amichetto lo deve avere, e allora Ngong sarebbe perfetto, che non ha più Kvara, si ritrova Neres e fanno amicizie, che vi devo dire. E poi Inter-Bologna, insomma, italiano, ti vuoi riprendere? Credo che questo sia il momento di farlo. Ma vi dico subito, allora, sono ultimissimo del fantascarso Serie A, si retrocede, lo so già, perché lo so già. In questa partita sono in vantaggio al momento perché mi ha segnato Leao. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, partitaccia svogliata, intanto un tiro, un gol, il Milan così va avanti. Sono in vantaggio, ma mica mi basta, perché devi fare 72 per fare 2 gol. Poi vediamo. Quindi ci possiamo aspettare un gol di Fio Esposito, perché è Fio Francesco, non di Openda, perché Openda ce l'ho anche io, quindi mi aspetto un gol di Esposito, non di Zegrova, perché Zegrova ce l'ho anche io. Questo è l'equilibrio che posso trovare, vi posso dire le cose con certezza. Dopodiché nel mantra che facciamo con gli amici bellini, anche qui ho Leao, palestra, stavolta è stato ammonito. Mi posso aspettare il gol di Tramoni, per molti motivi, non necessariamente di Lautaro Martinez, perché ce l'ho anche io. Dopodiché ci sono altri 2 fantacalcio esterni, quello con i cugini, dove come vedete c'è Martinez, c'è Openda che ce li ho io, quindi c'è Ngong, c'è David, tenete presente questi nomi che potrebbero segnare, un Çalhanoğlu sul rigore per esempio, e Gudmundsson è il secondo che tengo contro, quindi tenete presente Gudmundsson e tenete presente anche Zaniolo che è il secondo che ho contro. Io Isaksen l'ho messo titolare, di Chiarielli di Luna l'ho messo titolare proprio per non rischiare. Questo è quanto, amici bellini, io vi ringrazio per l'ascolto, guardatevi le partite, studiate perché è bello studiare il calcio, e se sono intervenuto in qualche parte del video vuol dire che qualche novità è uscita, se non sono intervenuto vuol dire che questo video si poteva fare anche 5 giorni fa, non cambiava assolutamente nulla. Poi ci vediamo live post partita, una live forse un po' più breve, ma la facciamo, anche perché la partita per me è alle 6 del mattino, mi riposo poi un attimo e poi andiamo live. Da New York, Valerio Frido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate un like finale e forza Napoli.